Una buona giornata a tutti i nostri lettori, una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. Ancora una volta Chioggia alla ribalta nazionale per quello che riguarda le notizie belle, le notizie importanti. Chioggia protagonista, Vertiporto. Fiorello addirittura ci scherza, Armelau è pronto nel 2026. Armelau che non è un sindaco greco, Armelau che è il sindaco della nostra città ed ha trovato ancora una volta una situazione che potrebbe metterci all'attenzione internazionale. Si parla di Chioggia, ma i nostri concittadini sanno cos'è il Vertiporto. Andiamo a sentire il loro parere, la loro opinione. Andiamo. Diciamo che il futuro sembra andare verso quella direzione, quindi speriamo che i droni e questo tipo di trasporto possa essere un'opportunità per la nostra città sicuramente. Beh, oddio, diciamo che è stata un'idea lungimirante, se vogliamo dire così, anche da parte di questa amministrazione e soprattutto del nostro sindaco, perché sai, parlare di futuro oggi è sempre un po' complicato. Ci bisogna dare lavoro alla gioventù che è laureata, diplomata, che ha una certa cosa, è giusto che sia cose nuove, lavoro nuovo. Vedere queste innovazioni che potranno andare in porto, appunto, scusate il gioco di parole, tra qualche anno è interessante per lo spostamento urbano, extraurbano, per il turista stesso che vuole spostarsi facilmente, in modo comodo e innovativo, molto innovativo. Per me la modernità va sempre bene, se è una cosa utile che si può fare Venezia, Chioggia, va benissimo. Guarda, dopo che me l'avete un po' spiegato, io penso, all'inizio se ci pensi dici wow, è una genialata, poi se ci rifletti su dici è un po' una cavolata, se si può dire, perché ti ritrovi da dire vado da Vigo al Duomo con una capsula spaziale e ti rendi conto che fa un po' ridere come cosa. Possono venire a prendere il caffè anche con il drone. Sì, glielo faremo, se questo è il futuro ci adatteremo al futuro. Non va bene, se è una cosa moderna si può fare, facciamola. Però parlando appunto di quello che è il progetto, io veramente trovo che sia un qualcosa di eccezionale pensare ad un trasporto taxi, diciamo senza pilota, senza niente, appunto, con questo drone, appunto. Molto bella anche perché dà vita e speranza al paese, se no la gioventù scampa via. Comunque io sono molto fiducioso e penso che questo possa essere un passo in avanti anche per Chioggia, per far vedere che noi ci siamo presenti e siamo già un po' più in là, diciamo così. Ancora una volta Chioggia al centro dell'attenzione, ancora una volta Chioggia protagonista. Eh sì, all'avanguardia.